Io sono stata la prima donna sindaca della mia piccola comunità, piccola ma orgogliosa, Facciamolo. Nove, terra di antica tradizione ceramica. Sono stata consigliera provinciale con Achille Variati presidente, mi sono occupata di cultura e della gestione dell'area turistica e dopodiché sono diventata la segretaria provinciale del mio partito, del Partito Democratico a Vicenza. Quello che mi porto in questa esperienza, in particolar modo appunto l'esperienza amministrativa. La nostra regione è fatta di tanti piccoli e medi comuni che hanno bisogno di essere visti, supportati e accompagnati nelle sfide che si trovano ad affrontare. Voglio esserci per loro e accanto a questo portare con me l'esperienza di questi anni di lavoro in ambito sociosanitario e la mole di preferenze e di consenso che le tante cittadine venete e veneti mi hanno consegnato, verso la quale voglio svolgere questo compito con responsabilità, presenza, studio e impegno. Credo che dal tema delle liste d'attesa fino al tema delle case di riposo, la situazione degli anziani, ma non solo, quello che è successo durante la pandemia, i preadolescenti e gli adolescenti, siano tutte questioni che toccano sul vivo la pelle delle persone, dei veneti. Voglio essere presente, servono servizi, servono risposte di prossimità, vicine ai bisogni delle persone. Questa per me è una priorità assoluta. Accanto a questo l'accompagnare i comuni, le amministrazioni locali rispetto ai fondi del PNRR e a molte sfide che si trovano quotidianamente a vivere per affrontarle al meglio assieme a loro. Essere un punto di riferimento per il territorio. Prima di fare il sindaco sono stata consigliera comunale per 5 anni, dai 25 anni, e prima la militanza nell'azione cattolica, nell'associazionismo cattolico, il volontariato in quell'ambito mi ha fatto un po' capire che potevo in qualche modo dare qualcosa di più alla mia comunità, uscire un po' dalla zona di comfort e provare a servire la mia comunità in maniera più ampia. L'idea di servizio, di mettermi a disposizione è quello che ha sempre animato il mio modo di fare politica e così vorrei fosse in questa fine di legislatura.